Questo servizio è offerto da Coop Services, risorse umane e soluzioni per il territorio. È stato un intero weekend dedicato alla partecipazione attiva dei cittadini nella vita politica, quello che si è svolto dal 14 al 16 maggio a Badia Polesine, con lo scopo di ridurre le distanze tra giovani ed istituzioni. Il weekend dell'e-Democracy, organizzato dal Comune di Badia Polesine e da Terzo Veneto, è iniziato con un incontro tra una rappresentanza di studenti badiesi e il vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, Franco Bonfante. È un progetto in cui crediamo molto, è un progetto per la democrazia e soprattutto per la partecipazione. Oggi abbiamo la fortuna di avere internet e quindi partecipazione vuol dire utilizzare al meglio le nuove tecnologie, avvicinare i giovani, avvicinare le persone affinché possano dire la loro, capire, informarsi, ma soprattutto partecipare attraverso delle proposte. Speriamo che questa partecipazione possa portare una ventata di novità. Abbiamo visto il calo di votanti alle ultime elezioni regionali, è stato un avvertimento importante, vuol dire che la gente, se non partecipa, veramente non partecipa nemmeno con il voto. Nel corso dell'incontro sono state illustrate le iniziative messe in campo dal Consiglio regionale per rendere effettiva e sempre più facile la partecipazione della società alla vita del Parlamento Veneto, compresa la piattaforma web Demotopia. Noi abbiamo realizzato per conto del Consiglio regionale del Veneto un paio di progetti. Il primo si chiama Civil Life e si rivolge al mondo della scuola per portare avanti un progetto di educazione alla cittadinanza attiva degli studenti. Il secondo si chiama Demotopia, che è l'ambiente virtuale attraverso cui i cittadini e le amministrazioni del Veneto possono conoscere i processi legislativi ed anche intervenire attivamente portando le loro opinioni e le loro proposte. In un periodo come questo, in cui la disaffezione dei giovani verso la politica è palpabile, iniziare a parlare di una tematica così delicata ed innovativa è un grosso punto di partenza. Innanzitutto Badia è onorata del fatto di essere l'unico comune della provincia di Rovigo che ha aderito a questa iniziativa. C'è il vicepresidente del Consiglio regionale e questo già la dice lunga su quanta importanza dia la regione a questa iniziativa. Noi la condividiamo soprattutto anche perché nel Consiglio comunale ci sono molti giovani e naturalmente vanno non solo favoriti ma anche aiutati nell'acquisire gli strumenti per praticare l'e-Democracy. Tra questi anche Manuel Berengan, organizzatore e promotore del weekend dell'e-Democracy di Badia. È giusto che i cittadini abbiano uno spazio di partecipazione all'interno dello stesso Consiglio Comunale, quale organo deliberante della porzione amministrativa più piccola esistente in Italia, qual è il Comune. L'utilizzo degli strumenti informatici, quindi parliamo di internet ma anche dei forum, delle chat e perché no anche dei social network, oppure anche gli spazi in rete dedicati alla produzione di video come YouTube, possono essere sicuramente strumenti sfruttabili da parte nostra quali amministratori consiglieri, ma anche da parte degli stessi amministratori in qualità di assessori, nonché i sindaci, per cercare di avvicinare le persone a quella che è la pianificazione della politica quotidiana comunale. La 3 giorni di incontri si è conclusa domenica 16 maggio con un consiglio comunale un po' particolare, che si sarebbe dovuto svolgere in piazza, ma che a causa del tempo incerto è stato spostato all'abbazia della Vangadizza. Il pubblico non era lontano dagli amministratori, ma seduto in mezzo a loro. Non doveva rimanere in silenzio, ma è stato caldamente invitato ad intervenire. Un segnale forte e un esempio concreto di come dovrebbe evolvere il rapporto tra cittadini ed istituzioni, per portare a scelte condivise e costruttive.